Matteo Oleotto. E con lui il cast del film: Giovanni Ludeno, Adalgisa Manfrida, Massimiliano Motta, Carla Mazzon, che si era giustamente fermata a vedere il film. Che commozione! Grazie. Sta bene Carla, è qua, Sì, sta bene, sta bene. Che bello, forse l'inizio è un po' più bello vedere te Carla così che ti commuovi. È la che prima bello. volta che lo vedo. È la prima volta, è vero. Arrivando ha detto, insomma, l'ho fatto, ma era la prima volta che lo vedevo sul grande schermo. Una delle piccole grandi magie del cinema. Vederlo qua, a casa tua, è bello anche questo che tu lo dica. Gli unici vivi siamo noi due. Sono sopravvissuti anche alla cena pordenonese, quindi insomma, nota di merito per loro. Poi arriviamo anche all'argomento delle cene, così, perché che poi ci racconterete anche insomma che cosa è successo. Allora, partiamo da Matteo, che appunto ti ho introdotto prima, mi sono permesso come capobanda, insomma, un po' di questa avventura, come credo che siano un po' tutti i film. Però forse questa è stata un'avventura particolare, anche perché insomma nel tuo caso arriva, l'abbiamo detto prima, 12 anni dopo Zoran, e ti chiedo, immagino una domanda che ti avranno fatto in molti, ma insomma che anche il nostro pubblico insomma attendeva con ansia il tuo secondo film, dopo l'eccezionale successo di Zoran. Immagino anche quante pressioni, quanti pensieri insomma dietro comunque appunto quello che i tuoi colleghi e le tue colleghe dicono essere il passo più difficile, fare il secondo film. Quando e come hai capito che questa storia, con tutte le sue particolarità e specificità, era la storia giusta per affrontare questo passaggio? Ma sì, sicuramente il secondo film, cioè nel senso, è stato complesso per me, perché Zoran è andato molto bene, troppo bene forse, rispetto alle aspettative, e quindi poi per molto tempo qualsiasi cosa, storia, suggestione mi venisse in mente, insomma mi sembrava sempre fosse un clone di Zoran, no? Comunque avevo un po' paura di rovinare quel, e quindi mi sono nascosto, sono scappato, sono andato a fare tanti anni di televisione, che mi ha dato sicuramente una formazione, mi ha dato mi ha allargato le spalle, e poi a un certo punto dopo tanta televisione appunto ho cominciato a sentire la voglia di capire se ero ancora in grado di raccontare ed emozionare per immagini, perché la televisione spesso diciamo è molto legata ai dialoghi, ai personaggi, però non ha questa cosa che è il motivo per cui ho decisi tanti anni fa di fare questo mestiere, cioè di emozionare attraverso le immagini. E quindi ho deciso che questo doveva essere un film un po' contenitore di varie suggestioni, la neve, il Natale, una storia di fratelli, la musica. Quindi ho provato diciamo, a dare tutte queste suggestioni agli sceneggiatori, e con un tempo diciamo, relativamente breve, da quando abbiamo cominciato a pensare alla storia, è arrivato il copione di questo film, che essendo un film piccolo e prodotto diciamo, con difficoltà, ha dalla sua parte, ha come forza diciamo, il tempo. E quindi abbiamo sfruttato bene il tempo, siamo riusciti a scrivere questo copione in tanto tempo, cercando ogni volta di farlo riposare, di rileggerlo, di trovare quello che ci piaceva e quello che non ci piaceva. Insomma, è stato un percorso molto... ho ripreso un po' in mano la mia vita artistica, tra virgolette, insomma, perché la TV è ovviamente uno schiacciasassi, no? Che però mi ha permesso di fare anche questo film, perché poi è un film che abbiamo girato sulla neve, un film estremamente complesso che in 5 settimane e mezzo, insomma, che per gli addetti ai lavori è veramente poco per girare un film così produttivamente così complesso. Invece siamo riusciti a girare un film così, anche perché appunto arrivavo da un'esperienza televisiva dove avevo imparato a pianificare bene tutto, ecco, anche gli imprevisti. C'era Kieslowski che diceva: quando un film lo prepari bene
lo prepari al 30%, il 70% sono imprevisti. Kieslowski. E adesso arriviamo poi anche a tutti gli imprevisti. Tu hai già citato, cioè hai già fatto riferimento all'elemento anche della neve, insomma, poi magari ci racconti due cose anche su quello. Però in generale, oltre appunto alla storia che abbiamo visto sul grande schermo, c'è anche forse il racconto di un territorio, proprio quasi un altro personaggio del film, no? E in questo c'è anche una continuità rispetto a Zola, insomma, che sempre raccontava il territorio in un'altra forma. Hai sempre avuto l'idea di girare qui e quanto per te è stato importante, diciamo, il territorio proprio nella costruzione della storia? Ma sì, diciamo che la cave del Predil o del Predil, anche gli stessi abitanti lo dicono in tutti e due i modi, quindi sono estremamente confuso. Dico Predil e Predil insieme così. Era un po' la ridente cave del Predil, non so chi di voi. È un luogo, diciamo, una città mineraria dove tanti anni fa, oltre a tanti abitanti, c'erano proprio gli abitanti, no? Continuano a dire, qua c'erano delle sale da ballo, sala bowling, del cinema, i ristoranti, e se voi passeggiate proprio per cave del Predil, non sapete, cioè, è impossibile capire dove c'erano queste cose qua, perché sembra un'altra città in realtà. Però per me è sempre stato un posto incredibile, un posto energeticamente pazzesco, perché insomma si sente che lì c'è stata vita, che ci sono stati uomini, ci sono state donne che hanno vissuto una vita e adesso non c'è più nulla, insomma, e quindi era parecchi anni che come dire, monitoravo la zona. Ogni volta che percepivo che gli amici della Film Commission portavano qualche regista in zona, insomma, mi preoccupavo che schivassero Cave del Predil, perché è facile schivarla, diciamo, si va per la statale e non si vede quella zona fatta di case, diciamo, del realismo, di architettura, come si faceva una volta, no? Accanto alle fabbriche si costruivano i palazzi però con i tetti neri di montagna, no? Cioè, a mio avviso un unicum. E quindi questa storia, forse addirittura più di Zoran, è una storia che potevo raccontare solamente qui, non avrei potuto raccontare in un paesino di montagna edulcorato e in qualche modo, anche perché appunto volevo raccontare l'altra faccia del Natale, quella che comincia il 9 di dicembre, dopo l'8, quella di chi è solo il Natale, quel momento storico dell'anno in cui se sei felice sei molto, molto felice, se sei solo e triste sei ancora più solo e ancora più triste. Quindi mi incuriosiva capire questi due disgraziati come vivevano il Natale e quest'altro disgraziato che si fa i chilometri dalla Puglia per andare a trovare quest'altra disgraziata. E quindi insomma è stata un'indagine, diciamo, sulle disgrazie e sui disgraziati. Allora, cari miei disgraziati, visto che vi ha coinvolto, insomma, facciamo parlare anche voi. Volevo sentire da voi com'è stato il vostro incontro, ovviamente con Matteo, come avete in qualche maniera anche recepito la sua proposta, e poi come avete lavorato sui personaggi, nel senso che mi sembrano tutti dei personaggi talmente complessi che mi immagino una grande difficoltà nel descriverli a parole, no? Nello scriverli su una sceneggiatura, e quindi immagino che ci sia anche molto, molto di vostro, no? Nel tratteggiare ogni specificità di questi singoli personaggi, che hanno ognuno una caratterizzazione diversa, hanno dei tratti comuni, per certi aspetti si completano. Quindi, cari miei disgraziati, organizzatevi come volete, faccio come lui, Predil, fate voi. Allora, buonasera innanzitutto, grazie per essere qui. Grazie. Grazie. Allora, l'incontro con Matteo è stato, non lo so, io venivo da un periodo non felicissimo. Prima del provino, una videochiamata con mia madre in lacrime, proprio. Quindi sono entrata totalmente, non lo so, mi è sembrato di incontrare qualcuno che conoscevo già, che è una sensazione che è abbastanza rara, direi, rispetto al nostro lavoro. E il resto, non lo so, penso che a livello intuitivo, umano, subliminale, ci siamo capiti in qualche modo. E per quanto invece riguarda la costruzione del personaggio, come spesso accade, o come uno si augura spesso che accada, avviene un pezzettino alla volta, nel senso che prima leggi la sceneggiatura, ti fai una tua idea. Con Matteo è stato semplice, perché ti lascia molto spazio, ti lascia tanta libertà,
e quindi ti guida, ma allo stesso tempo effettivamente accoglie gli input che vengono da te, quindi tu non hai mai l'impressione effettivamente di sbagliare, magari hai l'impressione di andare un po' fuori strada, ma il modo in cui ti riporta su una via, cioè vedi, o almeno è quello che ho percepito io lavorando con Matteo, che ha una grandissima attenzione e curiosità di vedere che apporto puoi dare tu al lavoro. E questo credo che sia preziosissimo per un attore, perché ti permette di non aver paura di sbagliare, ti permette di testare, perché poi spesso quello che non si pensa è che tante cose che accadono non sono razionali, ci si lascia suggestionare dalla sceneggiatura, poi abbiamo avuto un reparto trucco, capelli, costume straordinario, che ha fatto un lavoro incredibile e sono tra i reparti che amo di più in generale, perché senza parole ti restituiscono un'idea immediata di quello che c'è dietro magari al tuo personaggio. Quindi veramente ogni reparto aggiunge un pezzo e si arriva a una totalità, e da soli non si riuscirebbe ad arrivare ad una complessità e profondità così grande. Ed è un piacere quello che hai detto, perché se è difficile, cioè tu hai detto è difficile restituire da una sceneggiatura, descrivere un personaggio nella complessità, è vero, lo è, perché nessuno te lo consegna già confezionato, quindi se tutti i reparti poi funzionano e comunicano e c'è un apporto di ognuno, allora diventa bello e diventa anche più facile per un attore, perché ti senti accompagnato, quindi è veramente, ma veramente, veramente un lavoro di squadra. Grazie. Io vorrei dire, la mia è una parte piccola, però mi sono ritrovata tanto adesso a commuovermi, perché era la prima volta appunto, ma con questi due disgraziati che mi hanno commossa alle lacrime veramente, perché la sceneggiatura la conoscevo, ma vista poi in carne ed ossa è tutta un'altra storia. Sono perfettamente d'accordo con Ada e Adalgisa di quanto sia miracoloso lavorare con questo signore qui, che io ero terrorizzata il primo giorno di riprese, perché se sbaglio, oddio, oh mamma, per fortuna c'era Battiston che conosco dal 1915 su per giù, e quindi sì, è un stesso modo di lavoro, di rapportarti in scena e al cinema. E quindi io veramente ringrazio Matteo di avermi scelta e di aver partecipato a questo bel miracolo, perché mi è piaciuto tanto. E poi mentre lavoravo con questi due disgraziati che sono giovanissimi, io mi fermavo, li osservavo e dicevo minchia quando sono bravi questi, e apprezzavo moltissimo il loro lavoro. Insomma, grazie. Ecco, non aggiungo altro. Grazie Carla. Giovanni. Ciao. No, non so bene cosa dire, perché poi un po' Ada ha detto molto di come si costruisce, come nasce una storia, un po' l'ha detto anche Matteo, un po' c'è qualcosa di, diciamo, di alchemico, di magico che non puoi neanche molto dire, no, come dire. Però secondo me uno dei principi per cui qualche cosa ti riesce meglio, qualche cosa ti riesce peggio, è secondo me il sentirsi amati. E devo dire che Matteo Oleotto dal primo secondo, nel momento in cui ti provina, capisce, potresti essere tu, potrebbe andare bene, vediamo che sintonia c'è, quando ha scelto ti ama fino alla fine. Quindi questo è una delle condizioni per cui tu riesci a fare un lavoro che va in una direzione, no? E penso che poi questo lavoro così scoperto che è la recitazione, l'essere attrice, attori, anche tutti i ruoli, diciamo, artistici che uno dice vabbè, quelli poi che fanno, si divertono in fondo, no, invece sono dei ruoli così sì, delicati, così a nervi scoperti, e sentirsi, come dire, amati, visti, racconta
questa storia che è così sottile, cioè, in fondo poi è un film di Natale. A modo suo. Muoiono un po' troppi personaggi, però cioè, sfido a trovare un film di Natale con tanti morti. Cioè, quindi c'è bisogno appunto di guardare le cose in un certo modo, e appunto Matteo le guarda così. Come diceva Troisi, fatto il primo film, per lui che fu un successo clamoroso, nessuno lo conosceva, lui disse: il secondo lo faccio per sbagliarlo e fare il terzo. Quindi il secondo serve a fare il terzo, in realtà. Quindi così, grazie. Sentiamo Massimiliano, tu hai anche rischiato la vita in questo film, di incidenti terribili, cose che sono accadute, però sei ancora qua, stai bene. Sì, no, sono vivo. Cioè, vino. C'è fuori. No, sì, ho avuto anche dei piccoli incidenti sul set. Ho una cicatrice sulla fronte perché una sera ho aperto una porta di vetro con la testa. E non è Preso dalla foga. Adesso è divertente, sì. Ma neanche adesso è divertente per me. Sì, però io mi ricordo che quando avevo letto la descrizione del personaggio avevo avuto un sacco di idee, perché è una persona che, se potessi esserlo nella vita, sarei così, però purtroppo la vita non ti dà la possibilità di essere così ingenuo e così buono fino in fondo. E avevo una serie di idee che ho portato e mi sono sentito accolto, e poi ho incontrato Ada, ho incontrato Giovanni, ho incontrato tutti quanti, ed è stato come entrare in un grande abbraccio che ti reggeva, e mi hanno retto anche nei vari incidenti, certo. Però Cinematerapia si chiama. sì, e mi hanno dato forza, sicurezza, ed è stato meraviglioso lavorare con loro, con tutti loro. Adesso, come al solito, ci piacerebbe anche sentire voi, insomma, se avete qualche. Vedo già una mano alzata subito, così, proprio tempo zero. Vediamo, arriva al microfono un attimo solo, così anche gli altri. Vediamo, la sala grande si chiama grande, perché guarda, come ai vecchi tempi, con le moderne tecnologie, arriva al microfono. Eccoci qua, grazie, buonasera, complimenti. Ho alzato subito la mano perché la prima cosa che ho pensato mi è venuto in mente le leggi di Murphy. Se una cosa può andare male, lo farà, e lo farà nel peggior modo possibile. E poi la domanda, vado a casa un po' angosciato, però, perché a parte il lieto fine hollywoodiano, insomma, che non aveva molto senso, però mi piacerebbe trovare un filo di speranza, di ottimismo, forse nel fatto che Petra finalmente si riavvicina alla mamma. Non so, io chiedo a voi cosa ci può essere. No, questo è l'analista che puoi usarla. Io non do messaggi di speranza. No, credo che, a parte gli scherzi, insomma, grazie. Insomma, in questo film ho provato ad essere un po' me stesso, ho provato un po' a far parlare quello che è un po' la mia anima, e purtroppo questo è uscito. Io non volevo che morissero tutti, ma sono morti a un certo punto, quindi sono morti perché il periodo storico che stiamo vivendo non chiedete a noi autori di rendervi la vita più leggera, perché non è questo il nostro compito. Io ho semplicemente provato a raccontare il momento storico che stiamo vivendo, perché siamo tutti e quindi così mi sembrava che a un certo punto bisognasse schierarsi e dire forse è un momento storico in cui i buoni soccombono,
Io credo nei buoni, credo nella gentilezza, credo che la gentilezza sia l'unica arma che possa salvare il mondo, che potrà salvare il mondo, perché credo sia l'unica risposta che possiamo dare a quello che non è gentilezza. Però penso anche che adesso il mondo va così, e quindi ho semplicemente seguito, insomma è stato un processo molto bello la scrittura di questo film, perché Umberto Contarello, sceneggiatore, insomma, nella grande bellezza, un film su tutti, ma insomma è stato mio insegnante al Centro Sperimentale a Roma, e diceva questa cosa molto bella, diceva che i finali non si scrivono ma i finali arrivano, e io sono molto d'accordo con lui, nel senso che anche per questo film il finale io non l'ho mai scritto, l'ho sempre tenuto, sempre si arrivava, diciamo, all'ultima gara di schiaffi più o meno, e poi andando avanti con le stesure, piano piano, diciamo, questo finale ha deciso lui un po' quale voleva essere in base alla storia che avevamo costruito noi, insomma, ai personaggi, cioè più i personaggi sono precisi e più poi il finale arriva da sé, quindi insomma ovviamente, insomma, lo dico un po' in maniera provocatoria, ma io non c'entro niente, ecco. Se c'è qualche altra domanda, anche qualche pensiero, insomma i film sono belli proprio perché sono visti al cinema, sono visti tutti insieme, magari fanno venire in mente, insomma, idee diverse a ognuno di noi, insomma. Nel frattempo chiedo anch'io un'altra cosa a Matteo, perché appunto ci hai detto del finale, però a monte all'inizio c'è anche una grande scelta di campo, diciamo, che è quella di raccontare anche una storia appunto antinatalizia, come hai detto prima, un controfilm di Natale, o semplicemente forse di raccontare un altro lato del Natale che esiste e fa parte, diciamo, del Natale, anche se meno raccontato. Però forse più in generale quello di raccontare una storia di vinti, cioè di persone, diciamo, perdenti, tra virgolette, nel grande punto di domanda, gioco della vita, dove magari tanti tendono a raccontare i vincenti. Questo mi ha fatto un po' pensare a una domanda a metà, un po' per te, un po' anche per Giovanni, che abbiamo visto sul grande schermo qualche settimana fa nel Maestro. E anche lì si racconta di fatto di una storia di un perdente, insomma, di un ex giocatore che cerca di reinventarsi, prende un ragazzino che di fatto non ha talento, insomma, c'è questa voglia e questa vostra capacità di raccontare l'altro lato, insomma, della vittoria, diciamo. Ma sì, dal mio punto di vista, diciamo, i personaggi che vincono mi sono sempre sembrati un po' banali, anche perché vincere, voglio dire, è così facile. Uno vince ed è felice e basta. Poi certo spesso si racconta la gestione del successo, però siamo già nella parte del perdente, diciamo. Però, diciamo, raccontare la vittoria e i vincitori, diciamo, la cosa che mi sembra invece come dire, interessante come punto di vista, anche da padre, quale sono, insomma, è cercare di insegnare alle nuove generazioni a rialzarsi dopo le sconfitte, perché lì ci vuole qualcosa in più. E quindi mi incuriosiscono sempre le storie di persone che cercano di resistere nella vita, che cadono continuamente e si rialzano. Cioè, le idee di Petra non ce n'è una buona, ma lei è convinta che siano tutte buone, come le dice, cioè, per lei sono tutte idee incredibili, e il fratello percepisce che sta dicendo una marea di cazzate, però è l'amore tiene legata a questa coppia. Però insomma le idee di Petra è evidente che non sono, cioè, sperare di chiedere un riscatto di 20.000 euro da un cane è veramente una roba da matti, cioè da chi proprio non è fritto, non ce la fa più, cioè da chi sta grattando proprio sul fondo del barile. Quindi mi incuriosiscono questi personaggi qua, mi piacciono, mi appassionano, li trovo romantici, li trovo incredibili, li trovo colorati, li trovo romantici, ho già detto. Insomma, mi affascinano molto, e quindi appunto questa storia, e sono tutti così, appunto, è una storia di disgraziati, come dicevo prima, per cui insomma è proprio una passione che ho nei confronti di chi non ce la fa, di chi non riesce. Questa Petra che è così cattiva, è sempre così cattiva. Nella vita?
peggio nella vita. No. C'ha il viso da cattiva proprio, non è cattivo. Ce l'ho? No. No, è un'attrice straordinaria che ci ha raccontato di essere cattiva, ma in realtà è buona la cosa che ci dicevamo anche col reparto dei costumi. Dicevo, a me interessava che passasse questa idea che lei avesse un cattivo odore, cioè che fosse sempre un po' indietro di qualche doccia, perché in quel posto dove vive e quando entra nell'albergo dei ricchi mi piaceva l'idea, insomma, che lasciasse un po' la scia come le puzzole, no? Mentre passava con i capelli un po' unti, cioè le unghie sempre nere. Era un po' un animaletto arrabbiato con tutto e con tutti, sola, disperatamente in ricerca di un amore. Kebab e pizza non valgono. E quindi insomma mi piaceva questa idea dell'animaletto e l'ho trovata in questa attrice straordinaria, capace di trasformarsi, che al Festival di Roma ha vinto due premi su 2 premi disponibili. Quindi. La domanda è, cioè, secondo me è scontata, non perché la tua domanda è scontata, secondo me i ricchi non è che chi sta bene non è interessante alla fine, o no? Io credo, cioè penso che poi le storie interessanti siano le storie di persone che cercano di trovare una direzione, un senso, cioè le persone che fanno fatica sono più interessanti di chi fatica non ne fa. Credo, non lo so, quindi anche il Signore dice ma la speranza, il lieto fine, no? Però quando è che abbiamo, mi dicevo, ma perché poi vogliamo sempre sto cazzo di lieto fine? Cioè, i grandi, l'Iliade, l'Odissea, Ulisse torna a Itaca, poi riparte, e quindi tutti i 10 anni a cercare di tornare a casa, appena sistema, uccide Proci, poi se ne rivà. Quindi dov'è il lieto fine nelle grandi opere? Mi chiedo. Perché noi pretendiamo che le cose vadano bene? Al di là, credo, non lo so, secondo me la cosa che va bene è vedere, raccontare, quindi prendere un punto di vista, mettere una volta su un piedistallo qualcuno che non è mai stato guardato. Credo quello è un lieto fine e l'inizio di una storia raccontata così. Credo. Poi, certo, bel film romantico a Natale, uno si fa il Natale, si mangia bene, così poi si vede un film che va tutto bene, si amano, va bene. Però, secondo me, quelli che poi ci lasciano qualcosa in più è... la mia professoressa di italiano mi diceva sempre che Pirandello diceva sta frase che l'uomo mai tanto appassionatamente ragiona quando soffre. Quindi è vero che si sta soffrendo un po' troppo, però la ragione non credo che... Quindi io credo, Marco, che siano interessanti queste figure, queste visioni che Matteo mette in primo piano nei suoi racconti, no? Siano più interessanti, credo. Poi magari per voi no, non lo so, però credo che così. Cancelliamo il lieto fine. Sì. Sì. Guardi, quando io l'ho visto, quella scena finale dove finalmente lei, al di là, questa è una mia visione, poi non è che è giusta o sbagliata, è la mia, vederla con la madre mi ha molto commosso, vederla lì con finalmente in pace con la madre, ha sacrificato un fratello, però voglio dire, quella cosa tra il ridere e vedere poi lei finalmente dopo tutto sto sperpetuo, almeno con la madre, stare lì, stare in un altro posto, stare al mare, è una scena che quella mi ha molto commosso, mi ha dato tanta speranza, cioè magari devi passare a tutte ste vicende che te vanno male, recuperi una cosa, recuperi tua madre,
Non lo so, però poi ognuno ha un viaggio che si fa e penso che quella scena è molto molto piena di luce, piena di speranza, piena di amore, ecco. È anche una delle pochissime scene in cui vediamo il sole in questo film, no? Che si chiude, è un film dove il sole si vede poco, però alla fine c'è il sole, forse come dicevi tu, alla fine c'è un lieto fine, non per tutti i personaggi, non forse per tutte le storie, come forse è impossibile che sia, però per quella sì. Matteo, hai detto anche che è stato un film produttivamente complesso, complicato, che tu hai fatto tante esperienze in televisione. Ti va se coinvolgiamo un giovane... No, ma io volevo fare una domanda. Vai con la domanda proprio. Una domanda per il regista, giuro. Prego, Ho alzato la mano. ne ha facoltà, vada. No, perché come se non l'avessi letta 2 anni fa e poi parlato con qualche dozzina di ore con Matteo e sul set un mese, eccetera. Quando mi è venuta una domanda, tutte le idee del cacchio sono di Petra, no? 20.000 euro per un cane, rubare l'erba Bojan, l'autoricompensa lì, ma veramente un'illuminazione. Adesso l'idea del cacchio fatale però è di Jure. Ne avete parlato con i sceneggiatori da chi venisse? Sì. Cioè, Petra all'inizio è quasi stupita. Diciamo che l'idea di Jure non è un'idea campata per aria come erano le idee di Petra. Petra c'ha le idee quelle proprio sceme, integrali, senza sconti, mentre l'idea di Jure era un'idea per dare una mano alla sorella, quindi in qualche modo è un'idea che aveva aveva un contesto dove lavorare, mentre le idee di Petra sono sempre idee anche molto egoistiche, e quindi in questo senso, diciamo, egoisticamente parlando, sono idee appunto un po' più stupide, un po' più che comprendono solamente lei e lei stessa, mentre l'unica idea che ha avuto Jure poi è stata un'idea, diciamo, che l'ha portato esatto però appunto è un'idea che ha avuto per salvare la famiglia, questa famiglia strampalata, insomma. Federico che ha fatto la domanda è il produttore associato del film, quindi no, nel senso che voleva saperlo invece di chiedermelo dopo in macchina ha preferito chiedermelo qui. Federico è stato una colonna portante del film per tanti versi. Fede, vieni qua, dai. Vieni qua. Vieni qua. Il timido. Non fare il timido, che non ti si addice. Da dove vai, Carla? Vai in giro, no? Sei un'attrice, devi fare solo quello che dice Matteo Leotto. Se lui non dà indicazioni, tu devi rimanere qua tutta la sera. Tutti fermi, tutti in silenzio. No, e Federico si è occupato della parte della neve, insomma, io volevo girare un film sulla neve, con la neve, ovviamente la neve non arriva quando uno decide che debba arrivare e quindi diciamo siamo stati a dicembre a fare i primi sopralluoghi con Federico, c'era un sacco di neve, molta. Sì, dicembre dell'anno prima, ah sì, bravo, 12 mesi prima. Poi anche a dicembre, diciamo un mese e mezzo prima di cominciare le riprese, poi ha cominciato a smettere di nevicare. Le temperature hanno cominciato ad alzarsi e quindi diciamo tutti i posti che noi avevamo scelto dove c'era la neve non c'erano più, la neve aveva cominciato a squagliarsi e quindi siccome siamo una produzione piccola, diciamo la riempire digitalmente di neve costa molto. Perché riempire digitalmente lo puoi fare dietro dove non passano gli attori, diciamo, ma per terra non puoi riempire digitalmente dove devi mettere poi il sangue, calpestare le impronte. Poi potresti, ma una scena costerebbe come il budget di tutto il film, esatto. E quindi non puoi. E quindi bisognava comprarla la neve. E quindi bisognava comprare la neve. E quindi Federico era l'addetto, oltre a coprire 1000 mansioni, era l'addetto per andare a comprare la neve nella vicinissima Kranička Gora. Comprava dei camion di neve, tant'è che diciamo
come dire, volevamo consegnare il suo telefono alla Guardia di Finanza perché era, passava il telefono a dire quanto me la fai, quindi un camion di neve, no, se ne prendo 2 quanto me lo dai, guarda che in Italia me la fanno un po' di meno, ok, 8 camion di neve domani, ci vediamo alle 4 di mattina a Kranička Gora. Poi tutti appuntamenti giustamente alla mattina, perché a Kranička Gora sparavano la neve sulla pista dove fanno la discesa, dove fanno i campionati, e quindi riempivamo un camion. Poi c'era un signore che aveva una bena, un artista, diciamo, della benna, nel senso che riusciva a mettere, esatto, a spargere la neve sulla ringhiera, e quindi abbiamo riempito spesso delle zone con dei camion di neve, tant'è che gli abitanti di Cave del Predil dalla finestra ci guardavano come dire, ma questi sono, cioè noi abbiamo passato una vita a togliere la neve quando c'era, adesso arrivano sti qua con i camion e portano la neve. Tutta la neve del caravan, di dove loro abitano, del caravan dove Petra e Jure abitano, non c'è. Lì era erba, è tutta messa. Esatto. Non vorrei rovinare il romanticismo forse del film. Tutta la neve fuori da casa di Carla Manzon non esisteva ed era tutta messa. Poi la neve 2 giorni prima della fine della ripresa è arrivata, scassando i nervi di tutti i presenti. Insomma, io sono andato un po' in tilt, quindi telefonate di notte, quasi piangendo. Dopo che Federico aveva creato il business, dopo che Federico aveva contrattato i prezzi migliori, alla fine. Perché poi a un certo punto non poteva neanche più andare a comprare la neve perché faceva troppo caldo, quindi non la sparavano più. Perché noi in Val Bruna, dove è uno dei posti più freddi di tutta Italia, una notte, mentre giravamo la scena di Giovanni Ludeno dell'inizio e della fine, c'era 1 grado e ha cominciato a piovere a gennaio. C'era un signore che abitava lì, ci ha fatto vedere il termometro dell'anno prima, faceva meno 24. Noi avevamo 1 grado sopra lo zero, quindi non stavamo più capendo niente, insomma siamo andati un po' in confusione. E l'ultimo giorno ha nevicato, penultimo giorno ha nevicato. E quindi abbiamo rigirato delle scene che avevamo già girato. E insomma è stato un affare molto complesso questa roba della neve. Io l'altro giorno mi sono ritrovato sul telefono ad avere una decina di applicazioni meteo, cioè ormai ero diventato matto, chiamavo chiunque, webcam, qualsiasi cosa, dei gruppi, l'aeronautica, un gruppo di Gorizia che si chiama Tutti Matti per il Meteo, che fanno cioè facevamo delle combinazioni di previsti 2 millimetri di neve stanotte, quindi di notte mettevo la sveglia, andavo a controllare lì, niente, pioveva. È stato veramente molto faticoso. Alla fine ce l'abbiamo fatta, quindi insomma penso che sia anche questo un regalo della serietà con cui abbiamo affrontato questo tema, insomma, e quindi tra neve comperata, neve scesa naturalmente e un po' di neve digitalmente inserita, diciamo, siamo riusciti a fare un film con la neve e che non farò mai più in vita mia. Prossimo film a Grado, appunto ambientato con la spiaggia. Maggio. Bene, se non ci sono altre domande, altre curiosità per i nostri ospiti. Io devo fare ancora una cosa, prima che se ne vadano tutti però. Sì. Vai. L'abbiamo fatta ieri. C'è una domanda, scusate. Dov'è? Un attimo che arriviamo. Non dovremmo aspettare altri 12 anni, vero? No, 12 anni è la neve a quanto pare, quindi non so se... Grazie, no, spero di no. No, come diceva Giovanni prima, ho fatto il secondo film per fare il terzo, diciamo, questo era il film contenitore. No, credo, mi sono preso un periodo di pausa adesso dalla TV, non l'ho ancora detto a mia moglie, quindi diciamo mutuo, adesso capiremo come fare, ma ho un po' di idee, vorrei provare a... Diciamo, mi è ripresa voglia un po' di raccontare un po'... insomma, di provare a raccontare delle storie per il cinema in totale libertà, un po' come questa, quindi spero di no. Allora siete pronti che il produttore deve farci lavorare? Esatto. Ieri a Udine hanno fatto anche cantare la canzoncina a Max, non so se volevate sentirla. Fanno una roba che magari c'è qualcuno in sala che sa mettere 2 accordi di chitarra, magari Max, che ne sai? No, solo se vogliono loro.
No. No. Non volete? Dai che a Carla prende il magone, ha detto. Mi prende il magone è di sua, nuovo. Racconta la genesi della canzone. Sì, Massimiliano è arrivato al provino e ha cominciato, diciamo, ha fatto la parte che gli avevo dato, poi a un certo punto vedo che tira fuori uno zaino, tira fuori un peluche, un pesce era, giusto? Sì, un pesce gatto. Pesce gatto, come lo definisce lui, era un pesce. E a un certo punto, appunto, mentre faceva la scena, ha cominciato a cantare questa canzone che faceva più o meno così. Sì, perché tu sei il mio migliore amico, te lo dico che sei speciale quando siamo insieme, il mondo è capovolto di colpo, nulla è più banale, nulla è più... E poi invece, scusate, ma ormai è nata ieri a Udine e quindi diventa anche una sfida campanilistica tra province. La faremo anche domani a Gorizia e il 30 a Trieste, quindi sappiate che c'è in palio la provincia più forte. Dobbiamo fare questa cosa che all'inizio del film... Siccome queste proiezioni, diciamo, queste anteprime, sfruttiamo. A noi servono tantissimo per creare un po' di... Allora, la regola è sempre la stessa, ovviamente. Se il film non vi è piaciuto, benissimo, nessun problema, andate a casa, festa di Natale, panettoni tranquilli. Se il film vi fosse piaciuto, invece dovete dirlo a tutti, ovviamente, no? Non il contrario, mi raccomando, che qualcuno si incasina. No. E queste proiezioni per noi sono proiezioni molto belle perché ci servono un po' per cominciare a far partire il passaparola. E quindi noi da vecchi boomer, quali siamo ormai fuori completamente dal sistema. Diamo una piccola info di servizio. Il film esce l'8 di gennaio, quindi l'8 di gennaio lo troverete, ma faremo un'altra proiezione, un'altra anteprima, se questa è una preanteprima, quello che volete, il 28, che è domenica mattina. Faremo una proiezione per inaugurare un progetto che si chiama Per un pugno di cornetti, per fare colazione al cinema alle 10:30, e potrete vedere, rivedere se volete o consegnare a qualcuno, Carla viene, e rivedervi appunto Ultimo Schiaffo. Quindi diciamo, quello che vi chiediamo, stiamo montando dei video, quello che vi chiediamo a 1, 2, 3, ci piacerebbe che voi urlaste tutti insieme Marlo. Ma stavo spiegando io, scusa. Stavo spiegando io. Scusa. Fai il regista, lui fa il produttore. No, dobbiamo anche farli un po' entrare nella parte. Abbiamo tutti perso il nostro cagnolino, sta scappando nel bosco, eccetera. Abbiamo il tutor Giovanni Ludeno che ci ha fatto vedere sullo schermo come si urla disperatamente Marlowe. Magari glielo facciamo un attimo rifare. Ridire così sì, ve lo entriamo ricordate. nel mood. Ha tanti anni di... Domani torno a Napoli, quindi a Gorizia non te la faccio fare. La faccio a Natale a tavola, per invece ragazzi tutti a urlare Marlo. Ok, quindi se siete disposti, magari anche alzando le mani, insomma, così voi attori giratevi verso di qua invece. Verso Fede. Sempre che non dobbiate riprendere. Se devi riprendere, maestro, puoi anche riprenderti in versione selfie, ti dicevo. Va bene, fai come vuoi. Troppo complicato. Allora, io però faccio partire. Tu però non riesci a tenere anche un microfono, ce lo fai? Dai, tu il 3, 2, 1. Sì, vai. Facciamo una prova intanto. C'è la prova. 3. Girata o non girata? Sempre. Girata. Sempre. Facciamo una prova non girata. Vai. 3, 2, 1. Beh, direi già ottima. Già quasi buona, secondo me. Facciamo una per sicurezza, maestro. Per sicurezza. Facciamo una per sicurezza. Per sicurezza, come si dice. Più disperati. Sembrava c'è troppa felicità. C'è troppa felicità. Allora, faccio partire il motore? Vai. Motore partito. Ok. 3, 2, 1 e 3, 2, 1. Grazie. Direi ottima, grazie mille. Grazie mille.